first morning. Prima mattina. Te pensavi di vedere le palme e i buroni da Van Life? La merda, sì, caro. Un martignon e il caldogno. Ecco, Cale torna dentro alla fine della canzone. Ieri era il cucù che veniva dentro e fuori. Quello svizzero, vediamo se riparte di nuovo. Aspetta, bisogna istigarlo, bisogna dargli il trigger. Vedi tu? Però non viene fuori. Bisogna aspettare altri 59 minuti che fai il giro a lancetta. E così funziona i cucufioi. Ragazzo, buongiorno. Renditi conto, chissà come che avevi capito stamattina, renditi conto che sei a Scorsè, La famosa città dell'acqua San Benedetto, anche se anche il rubinetto per caricare l'acqua San Benedetto che fa rima, quindi sarà vero. Come CP il brivido di camminare sulle strade di Scorsè. Oggi ragazzo ti portiamo a fare una passeggiata a zona no killer, quindi non puoi uccidere, ho capito, cioè metti tu sei qua, vuoi uccidere non so qualcuno, non puoi, vabbè insomma dai. Ma e dove abito oggi? Qua, di un parcheggio. anche lui però gli abita, vedi tu, le case. Non so il posto, adesso te lo dico, non l'ho scelto io ma l'ho provato. Ora è una rete mi dirati, no è una folaga, vedi tu che viene qua. Così che abbiamo il caldogno che domandiamo, ecco che siamo qua. E qua siamo a Quinto? A Quinto di Treviso, in provincia di Treviso, che noi altri lo diamo per scontato, Quinto di Treviso, cioè no da Reggio Calabria insomma, ecco. E questa è la via dei mulini, se c'è, ho letto prima. Qua ora c'è un allevamento di qualcosa, di pesci, vedi che gli hanno messo la rete sopra perché i cocai, che sarebbero i gabbiani o comunque i volatili in generale, non vadano a mangiarseli. Ora Marco a fuoco, ora dove sei i nostri camper di Van Life. Ciao Fioi, e sono quelle cose, dica Marco, molto easy. easy, esatto, vuol dire semplici, senza aspettative, insomma è un bel giro in mezzo alla natura da mettere non come meta diciamo di destinazione di un viaggio per chi magari arriva da Firenze, da Milano, adesso sparo città a caso, ma come punto di passaggio, porca puttana, un si mette là, no? A fare il pranzetto con la vista cos'è, un lago, sì? In realtà è dove il Sile si allarga un po', che fa un bacino e viene chiamato anche lago. Un bacino del fiume, capito? Mamma mia, guarda che sto allevamento dei pesci continua partendo. Cesa Reanare in fondo. Qua si è venuto in Camporea. Mamma mia, guarda come che mi stai capendo questi giorni, è roba da matti. Cioè, stiamo esplorando un po', ma effettivamente anche guardando dall'alto non è che ci siano chissà che sentieri da fare, capito? Però insomma noi adesso vogliamo andare sul pontile quello grande, dobbiamo rifare tutto il giro per largo. Ci aspettavamo un po' più di diciamo sentierini che costeggiavano questa specie di, tra virgolette, chiamiamola laguna per non dire bacino del fiume. Che bacino mi fa un fiacque a te. Oh, ti ricordi la puntata che eravamo in bici con Omar e Thomas che dovevamo fare la cosa stupida che era la discesa di 70 km con la pioggia? Oggi volevamo fare una cosa simile io e Marco che avevano messo pioggia, ha detto facciamo la camminata con i KW sotto la pioggia e questa è la pioggia. Fantastico. Ma non voglio, non vuoi il discorso. Tutto recintato, tutto privato, non si capisce un cazzo. Dai. Aspetta, siccome io una volta ho pescato 20 anni fa, sono dentro un fossetto qua a canna, e allora vedi posso entrare. Seguendo di là. È bello. Questo laghetto di pesca e basta. È bello. Infatti dovrei pagare se uno va a pescare. Bello, guarda. Buongiorno. La barchetta fatta qua a Barra da Morto del Ferro. Che figata. Aspetta che ve conto. Allora su Google Maps lo trovi sta roba qua come pesca sportiva al bacino. È carino anche per bersi una birra perché guarda tutti i chioschetti con le lucette, secondo me di sera qua accendono. Aspetta che mi giro pian perché riprendo per tutto normale, dopo mi vedo minti video, mi imbriaco anche a me, guarda che bello, e ti fai la passeggiatina, porti a Tosa, a femmina, te dici che ne beve una birra ai laghetti qua, e tu? No, oggi non so vertigini, ma forse perché se si rompe vado dentro, non è che muoio, c'è l'acqua, cioè so nuotare, vedo il fondo, non ci sono squali, quindi sì. Voglio dire, ecco sì, degli squali mi cago addosso.
Che secondo me sì, ho capito, ti tiri il pugno nel naso, ma quanta forza può avere un tuo pugno sott'acqua? Bah, ci credo poco. Altre e quindi c'è tutto il posto. Perché noi stavamo camminando di qua, ho visto pesca sportiva, dico, proviamo a entrare, vediamo un attimo. Ho visto che ci sono altre cose. Noi aggiustiamo la pesca, i figli si Vabbè, certo, ovvio, ognuno i suoi lavori. Grazie, buona giornata. Salve, Fiera. Grazie. Queste robe. Greenway, Fiume Sile, da borgo a borgo. Ah, cioè stanno facendo il percorso ciclabile che te tagli dentro per l'aeroporto. Potrà stare attento a non andare sotto l'aereo perché ciao sei un attimo, Sai qua? Organi in moto, così polmoni e cistifelle che va a farsi il giro in moto, questi motociclisti. Peccato però perché cioè noi come continuiamo ad andare a vedere i borghetti e robe, cioè non capisco perché i gasta mania a Treviso di serrar tutto recintato, tutto chiuso, maremma infestata, fioi. Pensavo a sto ristorante qua, il Caldogno sta andando a vedere se ne altri verti. No, ma questo è simpatico, dai, anche sta specie di laghetto, che in teoria forse è il bacino. Ciao aereo, vai, corri, che sei scomato, attento. No, se ha smentegato e atterrare. Ah no, eccola, vedi tu, l'ha fatta sgomatata. Ah sì, guarda, questo è il tè di San Benedetto, che come abbiamo detto è la fabbrica, diciamo, dell'acqua di Scorsè. Difatti sta attento, guarda qua, prodotto in viale Kennedy a Scorsè, provincia di Venezia, vedi tu, quindi se Modrio beva una roba tipica. Ti vuoi divertirti dove ti vuoi andare, in cerca di gente da poterti imbarcare, Marghera non fa niente, c'è un posto da non vede, però che c'è un batteo mezza ora per bere, andiamo al vapor, detto batteo, parliamo se di questo, parliamo se di quello, andiamo se non c'è la cosa ti vuoi fare, se tutti imbattono che c'è niente da fare, andiamo al vapor, detto batteo, parliamo se di questo, parliamo se di quello. Prova interna, ieri per vedere i video come chi viene con la GoPro senza l'effetto fisheye, sacco grandangolare. Questo è la modalità standard, dovrebbe togliere dettagli ma almeno non te vedi tutto deformarsi. C'è anche un posto simpatico per mettermi a fare l'ufficio live. Ma sì dai, ho segni molto usati, ma sì dai, ho segnato. Tenete d'occhio il sito perché le puntine non le faccio in tempo reale, le posso fare anche tipo a un mese di distanza dall'uscita del video. Vediamo qua, quell'altra si è vista. Quindi hai case, questa specie di laghetto che è il bacino, quindi sei anche quasi romantico. Mettiti la fidanzata, ti domanda il bacino, aria qua te che dici, guarda il Cristo che ti indica e giudica il bacino. E là. Di cartelli, divieto entrata, gli euro 2, euro 1, quel che è, eccetera, ma io credo che con tutti gli anni che ho fatto con Scarosso, andando avanti a olio di semi 100% vegetale, ecco, lascia passare per qualsiasi posto, Dio caro, anche per entrare dentro al Duomo, c'è proprio quel pulmino dentro al Duomo. Ara Cristo che indica e giudica il piegore, vedi tu? E l'indica e giudica l'agnello di Dio. Vedi tu, attento dove che te porto oggi. Voglio vedere se ti ricordi il luogo. Ara, Occio, dai, aziona le meningi, aziona il memoricamento. Questa era una puntata molto vecchia, non so se la ricordate, cos'era Camperisti contro Full Time, una roba del genere, so che avevo fatto su. Comunque se va che se anche poi si va bene, dovrei rompa e toe pal camper, go anche le cinture su, insomma dai, non vedo qualche cosa riesca, poi sarai arrivato a problema è proprio qua avesse messi, Dio caro, come fa su fare manovre qua adesso, metto però così vado malissimo, Dio caro, stea sei mia. a destinazione. È anche cicita tipo, ma aspetta che mi provo.
io Jesolo, Eraclea, scusa. Cosa ci fa qui? Perché? No, chiedo, deve fare... È venuto, poi non può parcheggiare. Come non posso parlare? Questo è un biglietto di transito? In che Il senso? biglietto della strada, il biglietto di transito. Ah, perché so che c'era il parcheggio qui che... È per i residenti? Oddio, è nuova questa, e quindi noi non possiamo... No, io non sono residente, noi volevamo farci la passeggiata No, qua. quello che l'ho... Allora, fuori c'è un parcheggio. La Eh. gente è la prima volta che viene qua. Eh no, siamo venuti 6 anni fa, 7. 6 anni fa si poteva, adesso c'è il biglietto di transito da circa 2 anni. Ah, Proprio all'entrata... Anica... E aspetta che approfitto della tua gentilezza, aspetta. Anzi, aspetta che smonto, perché dopo sai che muoversi in campo... C'è un parcheggio. Proprio qua fuori. Ma sai che dopo... No, esce proprio dalla strada. Sì, perché là qua non ci sta. Se c'è quello fuori ci sto, altrimenti no. Cioè devo andare con la ruota che tocca dove va fuori. No, lì a basse. Questo? Eccolo qua, sì. Qua. Oppure parcheggio. Vabbè, ma questo è qua attaccato, va bene. Sì, qua dopo saranno 5-10 minuti. Buon che tagliare lo giro. Ecco. Ma come mai questi controlli? L'ho filmata qui, la devo controllare. Ah, buon. Vabbè, tanto no ho fretta. Libretto, hai pazienza o vuoi la copia digitale? No, mi serve cartaceo. Ok. Allora, cavolo l'ho messo, credo qua. Ecco, multa perché possono entrare solo i residenti. Noi adesso siamo curiosi di vedere dove è il cartello, perché siamo in 4 che ci sta dando la multa, nessuno ha visto il cartello. Io sono molto curioso. Messo in rabbia come un lupo, importo 60,90 € perché sia io che altre 3 persone non lo abbiamo visto. Vabbè, vai. Ora chiudiamola qua, se no poi vado avanti troppo. Allora, eccolo qua. Guarda, ecco perché non abbiamo visto il cartello. Arrivi, guarda dov'è, eccolo là, dietro l'albero. Guarda, che uno entra, cioè mettilo prima. Cioè, cosa vedi? Guarda, eccolo qua, nascosto dall'albero. Io qua mi concentro per fare la curva, che è un mezzo lungo, passo lungo. Porco cane. Tac, gira. Figurati, cosa lo vedi? Per un millisecondo. Completamente nascosto dall'albero. Guarda. Robe da matti. Guarda. Pareva a me, sono mica rincoglionito che non vedo i cartelli. Quindi tu, Caldonius, dici che contestarla costa 60 €, la multa è di 61, però io per una questione di principio la contesterei lo stesso. Poi rischi di... però non lo so, cioè per dignità, per orgoglio verso la mia persona io la contesterei. Godete sta vista da 61 €. Al massimo serie mi casca anche il telefono in acqua. Così chiudiamo la giornata in bellezza. Certo che con tutti i soldi che prendono con la truffa del cartello nascosto potrebbero dargli una pulita. Guarda che le amaro quelle. Come si chiamava? Allora, facciamo anche il video che non ci siano cartelli di preavviso. Non si sa mai perché quello era nascosto, magari ce ne sono altri. Noi siamo andati da qua, poi abbiamo girato a sinistra, giusto? Marco? Cavolo, sta facendo le foto. Vabbè, metto in pausa. No, bisogna cliccare sotto per la pausa. Vabbè, no, io faccio la rotonda. Voglio farla proprio come se stessi guidando. Dietro accesso ai camion, noi non siamo un camion, e comunque è per di qua. Quello non c'entra niente. Aspetta che attraverso, veramente ragazzi. Allora. Tac di qua, cartelli non ce ne sono, noi siamo entrati là, quindi guardiamo già, vedi, là cartelli non ce ne sono, e così stoppo anche sto video. Buon dai, veloci, siamo entrati di qua. Allora, ok, quindi fino ad ora cartelli di preavviso proprio non ce n'erano. Qua abbiamo girato a destra, cosa c'è? Rallentatori, 30, piazza, senso unico, ok, non c'è nulla. Questa è la temperatura, parcheggi, polizia locale,
passo carrabile ma non c'entra, per di là, così attraverso. Boh, continuiamo, siamo arrivati alla polizia locale, quelli della truffa, il cartello nascosto. Non Poi, c'è preavviso. non c'è preavviso, ma arriviamo fino alla fine per sicurezza. Allora, questo è divieto di sosta, divieto di fermata, divieto di questo, divieto di quello, ma non vediamo divieti di accesso. Lì c'è area pedonale, ma per quell'altra strada noi invece dobbiamo andare di là, cioè siamo andati di là e quindi ora dobbiamo andare di là. Ok, questo, aspetta, qua c'è un cartello, vai, quello di divieto di parcheggiarsi da qua in poi. Boh, continuiamo, lì finisce il divieto di parcheggio, qua ok, finisce il divieto di parcheggio, continuiamo e poi abbiamo girato a destra. Boh, ritorniamo qui, quello è il cartello nascosto, sì, non si vede in video, è dietro l'albero completamente, ma aspetta, perché noi dobbiamo stare in strada, quindi se è nascosto da lì, figurati da qui, ok? Cartello completamente inesistente, ok? Qua tieni conto anche il piantone del camper e lo specchietto, quindi perfetto, guarda, tac, io ho il passo lungo, quindi devo prendere larga la curva, gira, tac, è veloce, cioè ti dura un millisecondo, perché è completamente nascosto dall'albero. Guardalo, una roba da matti. Promemoria, per chiudere il video, ricordo, testimone alle vigilesse, che tutte le persone parcheggiate che hanno preso la multa non l'hanno vista, non l'hanno visto il cartello. Ah, guarda che bello, qua adesso siamo a Casale sul Sile, qui non fanno la truffa dei cartelli nascosti, perché non solo non sono nascosti, ma sono doppi, vedi? Eccoli là, guarda che zoom, vedi? 1 e 2 doppi, quindi quelli li vedi, sono anche belli grandi, belli alti, belli in vista, hai capito? Quindi qui non sanno di questo stratagemma che serve a fare i soldini. Il castello ancestrale dell'orrore, vedi tu? Sarà una casa. La Caldogno che si documenta sul castello, vedi tu? Che dopo tu ti chiedi come faccio a documentarmi così. Stai là. No, c'è qualcosa di interessante? Che è quello che rimane di un castello. Beh, oddio, mi sembra quello che rimane, mi sembra anche preso più che bene. La torre sì, però manca il resto del castello. Ah, quindi dici che il resto sia stato disintegrato, smaciullato, annientato, raso al suolo. Si trova anche l'affresco di una vite maritata. Una vite maritata. Della vite nel territorio trevigiano. Presente fino alla fine dell'Ottocento. Pensati. La vite era appoggiata ad un tutore vivo. Sentito. Cioè da noi da quanta importanza diamo al vino, no? Usiamo una torre, ok, di un castello per tenere il dipinto di una vite. Allora qua, vedi tu? Ma questa ha le poppe fuori? Anche il pene? No, ma è una femmina? Boh, non so, non si capisce. Occhiali. Ormai va di moda, altro che i posti su Instagram che ti tolgono il fiato. Il CP quando caga ti toglie il fiato, porca miseria, versi tutto. Aspetta, magari non tutti capiranno la battuta. Praticamente sull'internet, su Instagram, c'è questa nuova tendenza a ripetere questa frase ossessivo-compulsiva che è il togliere il fiato, mozzafiato, ogni cosa ti toglie il fiato. Ma sembrano minchiate, quello che invece non è una minchiata, se è verità, se è a cacca del CP, quella sì te cava il fiato. Sono curioso di capire una truffa su Subito, che mi hanno chiamato per vendergli un frigo, però mi farebbero andare davanti a uno sportello delle poste con un codice che hanno loro, io non ho il conto in posta, e con quel codice mi vengono fuori i contanti. Una volta che escono i contanti io mando un corriere a ritirarlo. La truffa è che io sentivo un altro ragazzo che parlava di cose simili dietro, hai capito? Quindi sono sicuro al 99,9% che è una truffa. Devo capire adesso dove sta la truffa. Sì, ho capito il giochetto. Se interessa anche a te, cerchi su Google truffa postamat subito.it, ok? Questi erano albanesi, si sentiva dall'accento. Allora ho contattato la Guardia di Finanza per dirgli: guarda, ce li ho ancora in linea, cioè il giochetto è ancora in piedi, poi faccio il mio dovere di cittadino, riusciamo a chiudere per salvare il culo ad altre persone, ok? Alla fine niente, non posso fare niente, quella è la solita storia all'italiana, dove il delinquente, il truffatore, vedi, viene tutelato
il cittadino con la partita IVA viene inculato con i cartelli divieto di nascosto, divieto di nascosto, scusa perché sono stanco, soffuso, i cartelli di divieto d'accesso completamente nascosti dall'albero, cioè uno solo, senza preavviso, piccolo e completamente nascosto dall'albero. Hai capito? Questa è una di quelle giornate in cui capisci in che paese vivi, non tanto con le parole che si possono dire, ma con i fatti che ti sto dimostrando. Vabbè ragazzi, che fare? Cioè in pratica cosa facciamo? Non so, no, non si sa. Vabbè, adesso chiudo il discorso perché è lungo, questo discorso politico è molto lungo e senza speranza. Sono un po' come Pasolini, cioè vedo questa pozza senza ritorno, in quanto siamo troppi, siamo veramente troppi e abituati ormai geneticamente, fidati che non è una frase campata per aria, a sopportare. Per geneticamente non si intende modificati geneticamente, assolutamente. Per geneticamente significa che ormai siamo abituati da troppo tempo a essere sottomessi alle istituzioni, hai capito? E quindi i truffatori, i magnaschei che giustamente hanno detto: aspetta, dove andiamo a lavorare? Andiamo a lavorare in ortofrutta? No, andiamo a lavorare in alto, dove possiamo comandare e fare tutto quello che vogliamo. Hai capito il giochetto come funziona? Così, va bene, chiudiamo il discorso perché è veramente lungo. In più sono anche stanco, sono fuso. Stanco non solo di questo paese di merda, ma stanco anche proprio fisicamente. Cioè, in sostanza, no, giusto per raccontarla così della serie ridiamo piuttosto che piangere. Alla fine le uniche forze dell'ordine che abbiamo sono, tra virgolette, molto tra virgolette, perché non possono fare niente se non mostrare, le iene e il cicalone. Cioè, nel senso, ovvio, non fanno niente neanche loro, però almeno vanno a rompere i coglioni, cazzo, almeno quello, porca puttana. È stata una bellissima serata, ricca di profonde psicanalisi sulla religione, sulla psicologia delle masse e sulla cultura e le morali. Dalla notte dei tempi ad oggi e da est a ovest, no? Il tutto col mio vecchio amico Marcus Caldognos. Però sai, non si può riprendere sempre tutto della vita, non può essere sempre tutto oggettizzato qua in un video. A volte ci sono cose che nascono, nessuno sa che sono nate e muoiono così. E mentre dico muoiono, guardate il cimitero. E prova a immaginarti tu in questa situazione che ti addormenti, sì, in senso letterale, cioè che vai a dormire, perché fermo là, girate. Ora, lago il letto, ok? Letto normale, non una bara da morto, un letto, ok? Torna da qua, torna. A fianco a... Oddio, adesso non so se dir migliaia, non so quante persone ci stanno in un cimitero, comunque a fianco a tantissimi altri corpi come il tuo, spenti, non più funzionanti. Mi dispiace anche a volte scherzare su queste robe, rotti, ok? E basta, e tu ti senti fortunato ad essere aggiustato, funzionante e pertanto vivo. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale.